Eccoci qua di nuovo in diretta, ringraziamo per essere qui con noi Alessandra Guerra di Pace, Terra e Dignità e Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Ora, avevamo già cominciato a dibattere prima dell'inizio della diretta il tema su cui comincerei, avendo qui una paladina e una studiosa dell'autonomia, possiamo definirla così, della prima Lega, quella che per prima portò questa idea di federalismo. Io non posso non partire dall'idea di Alessandra Guerra su questa autonomia differenziata. Anche perché uno dei motivi più grandi per cui, oltre che per questioni personali, io mi sono ritirata dalla politica è stato proprio il contenzioso forte, potente, potentissimo con la Lega non di Umberto Bossi, che ha sempre rispettato le regioni a statuto speciale, ma la Lega di Roberto Calderoli. Non è una novità, lui lo sa, ha rispettato il mio punto di vista, ha letto il mio libro recentemente uscito, frutto delle mie lezioni sul federalismo all'università, e il mio approccio è un approccio sereno, non da politicante, ma da chi non soltanto ha avuto un padre che è stato tra i fondatori del Movimento Friuli in questa regione nel lontano 68, ma da chi comunque ha speso la sua carriera politica su quel tema. Per cui non accetto assolutamente chi non è preparato, neanche mi confronto, non accetto di discutere con chi non le sa le cose fino in fondo, sia storicamente che tecnicamente, perché l'autonomia differenziata è una cosa seria e non è una bandiera da utilizzare per una battaglia politica che non ha senso. Ma lei è favorevole? Le piace la legge di Calderoli? A me non piace, è una legge... Proviamo a separare Calderoli, che non le piace, dalla legge Calderoli. A me non piace, ma è un passaggio. È un passaggio verso un'Italia federale che, se andiamo avanti così, non ci sarà più. Perché la cosa paradossale, pazzesca, incredibile, e io una volta tanto faccio la pubblicità, il mio libro si chiama Cattaneo Buonaparte, lo si trova in internet, non sono Vannacci, sono una che studia da sempre e che ha insegnato all'università. Quindi il mio libro prende le esperienze federaliste o di ipotesi federaliste scritte dal centrodestra con quelle scritte dal centrosinistra, le compara e fa il punto sulla situazione fino a un paio d'anni fa, fino ai referendum sull'Emilia Romagna, il Veneto, la Lombardia, eccetera, e racconta chi veramente, questo è il paradosso pazzesco, ci ha portati fino a questo punto. Dobbiamo ringraziarla, è la sinistra. La sinistra, con la riforma del titolo V della Costituzione, ha dato la possibilità a Roberto Calderoli di confezionare la legge che sta comunque adesso sul piatto della politica nazionale. Una legge pazzesca, perché è una rinuncia per la Lega, però è un piccolo passo avanti per le regioni a statuto ordinario e non speciale. È una legge che è, diciamo, la paghetta per le manie di grandezza della Presidente del Consiglio, che vuole a tutti i costi il premierato. Quindi bisognava pagare la Lega, la si paga non con una discussione seria a livello costituzionale, portando tutte le forze politiche a discutere su che Stato vogliamo in futuro, ma è una paghetta politica. La cosa brutta, veramente brutta, è sentire la Schlein che raccoglie le firme contro, quando i suoi, veramente le persone più capaci del suo partito, si sono spese per scrivere la riforma del titolo V. E va detta un'ultima cosa, la cosa strana è che nessuno si interroga, tranne Massimo Cacciari, che come me ci ha lavorato e ha speso una vita su questa cosa, per quale motivo non è una legge di rango costituzionale. Le leggi che riformano la natura e la Costituzione dello Stato dovrebbero avere rango costituzionale. Non lo è, perché il rango costituzionale c'è già e l'ha fatto il centro-sinistra. Mi fermo qui, poi magari entriamo nelle more di questa cosa. La vedevo rapito da questa spiegazione, mi dice la sua? No, lasciavo concludere, ma insomma sì, posso anche condividere ovviamente in pieno diciamo su alcuni passaggi che portano anche noi a essere critici sull'autonomia differenziata e non solo la Schlein a raccogliere le firme, perché poi è un po' contraddittorio dire sì, questo è un passo avanti, però siamo contrari alla legge. E allora, se siamo contrari alla legge, evitiamo... Io non ho detto questo, io ho parlato di regioni a statuto speciale, regioni a statuto ordinario, allora, no, le regioni a statuto speciale hanno valenza costituzionale.
Semplicemente nota tecnica, non politica. Sì, sì. Ma, studiare, allora... prego. No, allora non parlo perché non ho fatto il professore universitario, evidentemente non posso parlare. Se posso parlare come politico e come forza politica parliamo tranquillamente. Se devo studiare, perché sennò allora ognuno parla delle cose di cui è competente, poi vediamo chi è più competente o meno e facciamo la garetta. Allora, io, come dicevo, mi sembrava abbastanza contraddittorio dire che si è contrario a una legge, però non si devono raccogliere le firme per abrogarla. Poi mi sono limitato a questo, non l'ho né detto che lei non ha studiato. Non è stata una mia contraddizione. Lei ha appena detto questo, ma ho insomma, detto che sono contraria come abitante in una regione a statuto speciale. No. Perché decidiamoci, se lei ha parlato 10 minuti, ovviamente adesso parlo io per 10 minuti. Però lui non deve portarmi su un terreno che non è il suo e non conosce. Ma sì, ma io mi sono limitato a quello che ha appena detto, a quello che abbiamo sentito tutti quanti. E allora io ho detto solo che fazioso, per quanto mi riguarda, e maleducato. No, obiettivo. Ho finito. Allora, obiettivo, per nulla maleducato. Obiettivo, e stiamo parlando ovviamente a chi studiate ci ascolta tutti da voi, casa. ogni giorno si vede. Abbastanza. Allora, come dicevo, ma fa piacere che anche la professoressa a questo punto è contraria alla legge di Calderoli. Lo siamo anche noi, motivo per cui abbiamo raccolto le firme, abbiamo superato l'obiettivo per arrivare al referendum e quindi poi saranno gli italiani a decidere, come sempre, come in democrazia accade, se questa è una buona legge oppure no. Poi fare tutta la discussione dei 60 anni anche di quello che è stata la regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, il titolo quinto, le varie modifiche, serve, per carità, tutto possiamo discutere, cosa che non si è fatto nel momento in cui si è portato questo DDL in discussione in Parlamento, perché in 2 settimane di fatto c'è stata l'approvazione e non credo che 2 settimane possano essere un tempo ovviamente opportuno per una discussione su una riforma del genere. Soprattutto perché poi condivido appieno quando si è detto che questo è stato il favore, no? Ecco, la paghetta come è stata denominata tra Lega e Fratelli d'Italia, che lascia ancora più perplessi se pensiamo che il partito, a maggioranza ovviamente relativa anche di tutta la coalizione che ci governa, dovrebbe essere, no, un partito che ha altre visioni dello Stato e di quello che dovrebbe essere la configurazione anche dello Stato italiano. Quello per cui noi in Friuli Venezia Giulia siamo 2 volte più contrari a questa legge è un motivo molto semplice. Rendere straordinarie o a statuto speciale o con un'autonomia differenziata tutte le attuali ordinarie evidentemente va in qualche modo a limitare quella che è la differenza tra una regione ordinaria e una regione a statuto speciale come la nostra. Noi dal 2013, da quando siamo entrati in Consiglio regionale anche in Friuli Venezia Giulia, abbiamo dovuto fare una fatica enorme per far capire anche agli altri cittadini italiani e anche agli altri elettori del Movimento 5 Stelle in Italia dell'importanza di mantenere le regioni a statuto speciale. Tant'è che il Movimento 5 Stelle, quando è stato al governo per 3-4 anni, quelli che vogliamo, anche se la gente pensa che governiamo da 40 anni, non ha mai toccato l'autonomia delle regioni, anzi l'ha favorita, tant'è che adesso il Presidente Fedriga ha tutti i benefici possibili e immaginabili degli accordi presi anche con il governo Conte 1 e Conte 2. E mi limito a Conte 1 e Conte 2. Se lei vuol parlare dei governi Renzi, parli dei governi Renzi, che io con Renzi non ho niente a che fare e non ci avrò mai niente a che fare, né con chi ha fatto la riforma del titolo quinto. Tant'è che noi siamo entrati in Parlamento dopo quelle riforme proprio per cercare di cambiare le cose. Abbiamo messo dei paletti, ritorniamo a ribadire che soprattutto per la nostra regione, che è a statuto speciale per determinati motivi, lo era storicamente, ma lo è anche attualmente per quanto riguarda anche le nostre diversità culturali, minoranze linguistiche, tutto quello che vogliamo, dobbiamo mantenere noi questa specialità. E se ovviamente ci saranno altre 20 regioni, poi possiamo entrare nel merito di quello che significa richiedere competenze regione per regione, regionalismo scolastico, se ognuno inizia a fare per conto suo, sanità, istruzione,
energia, tutto quello che vogliamo, trasporti, dobbiamo assistere a un comizio, continuiamo così. No, vabbè, non so, un minutaggio è quello che è. Certo. E allora su questi poi possiamo discutere anche nel merito ovviamente dell'autonomia differenziata e di quello che accadrà anche per la nostra regione rispetto a quello che c'è adesso e alle differenze che noi abbiamo adesso rispetto anche a regioni limitrofe come il Veneto, che se vogliamo diventare uguali noi e il Veneto, potete capire cosa potrà succedere anche per i nostri cittadini. È pronto? Va. Allora, mi dica su che cosa non è d'accordo. Se si può dire una parolaccia leggera, uno scazzo pazzesco, no? No. Perché voglio dire... Io mi confronto con chi non c'entra il titolo di studio, con chi comunque è competente. Quando uno affronta un argomento di questo tipo non può generalizzare tutto, perché non c'è il confronto, cioè mi viene da piangere onestamente. Troviamo un terreno. Troviamo? Sì. Bene. Faccia un esempio concreto. Molto semplicemente, la Costituzione si cambia con riforme costituzionali. Punto numero 1. Se vogliamo far diventare il Paese Italia un paese federale e non a statuto speciale, lo dobbiamo comunque cambiare ancora un pezzetto rispetto a quello che è stato cambiato dal centro-sinistra. Non c'è stato il coraggio, allora ci fu un amplissimo dibattito per costituire l'unica cosa che fa la differenza, il Senato delle Regioni. Perché se noi non abbiamo 2 Camere, una delle 2 che si occupa di regioni, noi continuiamo a giocare di autonomia, ma non avremo mai uno Stato federale. Io nell'incipit ho detto che sono d'accordo, perché questo è un passaggio, è leggermente più sfumato e più fortino rispetto alla riforma del titolo V, ma non cambia quello che il centro-sinistra ha deciso. Quindi l'autonomia differenziata è l'applicazione di quello che il centro-sinistra ha scritto. Punto. Ok. La regione a statuto speciale è un'altra cosa, e qui ho detto non sono d'accordo come residente in una regione a statuto speciale, ma se devo votare a livello nazionale voto sì alla riforma, adesso abbiamo capito meglio. E ho finito dicendo che una regione a statuto speciale come la nostra, che è di rango costituzionale, cioè per cambiare il nostro statuto non facciamo il giochetto dell'Emilia Romagna e degli altri, dobbiamo comunque comportarci come se fosse la Costituzione italiana. Perché? Perché 5 regioni in questo paese, per motivi di guerra, cioè di confine, hanno ottenuto in Costituzione, quando è nata l'Italia, non dopo, il rango costituzionale. Quindi noi abbiamo già il nostro piccolo senatino della regione Friuli Venezia Giulia, si chiama Commissione Paritetica, e all'interno, io ne ho fatto parte, di quella Commissione Paritetica noi trattiamo il trasferimento di competenze dallo Stato alla regione. Le altre regioni italiane, per tanto che lo vogliano, attraverso questa riforma legislativa e non costituzionale, non possono diventare come noi. Però sono contenta. I vantaggi verranno comunque mantenuti. Sono contenta che lentamente arrivino alle speciali. Io fui comunque la firmataria, tra l'altro consegnata al Presidente della Repubblica Scalfaro e a tutti i vertici dello Stato, Camera, Senato, eccetera, di una riforma federale dello Stato che partiva dalla conferenza Stato-Regioni, ma è difficile parlare di questo perché non ci capiamo, cioè le tappe non le conosce, e quindi che fa diventare l'Italia uno Stato federale costituendo il Senato delle Regioni. Il problema è che è materia difficile, ci si mette anni ad entrarci ed è difficile da spiegare a casa, per cui le generalizzazioni, le sparate politiche, le cazzate che si sentono in giro ovviamente fanno sostanza. E finisco qui. Si chiama competenza. Vuole ribattere al volo? Poi non lo so se devo andare da Stefano Giovanpietro, se mi sente. No, probabilmente ci torno tra poco. Prego, ribatta intanto. No, ma non serve ribattere, perché intanto ha parlato 5 minuti per darmi ragione. Ha detto che come cittadina di questa regione bisogna votare no all'autonomia differenziata. È veramente da piangere. Quello che ho detto io sono avvilita per la classe politica di questa regione, sono molto avvilita. Ma sì, molto, colpita, tra l'altro, sì, negativamente. Infatti, ci troviamo benissimo in questa regione grazie a voi che avete governato prima di noi. Noi abbiamo portato il quinto decimo, il sesto decimo, e Federica sta governando come
come presidente della Lega grazie al lavoro di tutti i presidenti prima. Voi non esistevate come movimento prima, per fortuna a questo punto. Quinto decimo, sesto decimo, però perché c'è sempre stata una grande coscienza federalista. Il nuovo accordo Stato-Regione che ha firmato Federica appena insediato, l'ha firmato, glielo ricordo, col governo Conte 1. Non l'ha firmata lei, né col governo Berlusconi, né col governo di Bossi, né col governo di Ciutto. E ho finito. Ah, va bene, incompetente per dire la verità, va bene, ma questo verità? Ma perché? Con chi ha firmato il governo? Ma Federica, con chi ha firmato? Con chi ha firmato Federica? Con quale governo? Allora, io sono ignorante che non studio, lei non sa le cose, vediamo quali sono. Non so le cose? Si legge il mio libro, glielo mando in posta, mi dia l'indirizzo. Ma non puoi ammetterlo. E studi. Ma non puoi ammetterlo. Studi. Ma non puoi ammetterlo. Si vergogni. Ma non puoi ammetterlo. Ma studi, vabbè. Si vergogni. Sì, certo. Adesso, ok. Allora. Di quanto è il bilancio della regione? Si vergogni. Di quanto è il bilancio della regione? Si vergogni. Di quanto è il bilancio della regione? Io mi alzo se continua in questo modo. Politicanti, tribuni di popolo. Di quanto è il bilancio della regione? Si vergogni. Di quanto è il bilancio regionale? Lo sai o no? È una vergogna avere un interlocutore di questo tipo. Quanti capitoli abbiamo nel bilancio regionale? È una vergogna. Sono stata relatore di maggioranza e di minoranza, ma mi faccia un piacere. Sì, quante legislature ha fatto? Si vergogni. Certo, guarda. Quanto prende il vitalizio lei? Si vergogni. Quanto prende il vitalizio? Vada a casa. Vada a dirglielo alla gente che ci ascolta. Io mi alzo, Se va avanti così mi alzo. È populismo becero. Ah, becero. Mi viene da dire viva Calderoli. Pensi cosa penso? Pensi lei. Stiamo prendendo una strada... Si vergogni. Non si può che non ci porta da ignorante, non sa niente della regione. Vada avanti ancora così, si becca una querela. Allora, stiamo... Gli ho fatto una domanda. Si becca una querela. Vuole rispondere a una domanda? Visto che tanto per vogliamo cambiare argomento? Allora, se non sa neanche a una domanda a cui rispondere, va bene. Prendiamo atto. Cerchiamo di riportare la discussione in un canale per favore di educazione, anche perché poi sennò chi ci ascolta da casa non capisce nulla. Mi devi insultare appena parlo. Allora, i tempi sono stati garantiti, quindi non credo che nessuno di voi due abbia avuto più tempo a disposizione. Quindi da questo, vogliamo cambiare argomento per evitare di rinfiammarci su questo tema, su cui poi in realtà insomma le posizioni le abbiamo capite, non abbiamo capito su cosa convertite e su cosa no, ma a questo punto andrei oltre. Scritto, per cui posso rimandare agli atti. Certo. E ho parlato in regione, anche di rimando agli atti. E anche ai miei atti di relatrice di maggioranza sui bilanci. Vada a leggerseli. E si vergogni, non penso che l'abbia mai fatto. 20 anni fa. Ok. Facciamo così, mandiamo un contributo così ci calmiamo un attimo. Stamattina qui a Sveglia Friuli discussione molto più pacata sul tema delle province tra i consiglieri regionali Martinez e Di Berta. Andiamo a sentire che cosa è emerso. Personalmente ho sempre considerato le province un ente importante, ancora prima della loro soppressione, tenendo conto che siamo gli unici in Italia a non avere le province, forse eravamo i più bravi allora, chissà perché, e anche perché le province hanno un ruolo importante. Riconosco che le province, come concepite a suo tempo, necessitavano di un revamping, evidentemente perché i tempi sono cambiati per i comuni, sono cambiati per le regioni, a maggior ragione cambiavano per le province, ma passare da una riorganizzazione a una loro eliminazione credo sia troppo. Quindi a mio giudizio ben vengano, resta inteso che nel momento in cui la norma sarà operativa la Regione farà specifica legge per riempire di contenuti in termini di competenza i nuovi enti che nasceranno appunto. Questo Consiglio deve avere il coraggio di spogliarsi di tutta una serie di funzioni, di compiti che se veramente si vuole creare la provincia si deve spogliare, se il Consiglio ha la forza, cosa che io penso non abbia, che non farà, non l'ha fatto in passato e non lo farà in futuro. Le situazioni rimarranno così come sono, allora io dico o si spoglia la Regione gli si dà solo i compiti, le funzioni di programmare, fare le leggi e scegliere linee strategiche e tutto il resto lo trasferisce alle province, o altrimenti se rimaniamo così com'è e si vedrà nel momento in cui la Regione dovrà fare una legge in cui dovrà dire quali competenze, quali funzioni da trasferire alle province, si vedrà lì se ci sarà la capacità, la forza da parte di questo Consiglio regionale di alleggerire quello che attualmente è un po' tecnico. Sì, ok. Tema province, andiamo velocissimamente, parto da Sergo questa volta. Che posizione avete?
Ma allora, da perfetto ignorante, anche perché non sono mai stato in 5ª commissione, spero di poter dire la mia se posso, però ho fatto relatore di bilanci degli ultimi 10 anni, tranne l'ultimo chiaramente, ok. Sulle province ovviamente noi siamo sempre stati contrari per la loro abolizione, è inutile che ci nascondiamo, sono state abolite perché c'era questa spinta ovviamente nel 2013 che ha portato avanti il Movimento 5 Stelle per cercare di togliere quelli che sono enti inutili per i cittadini. Inutili perché io credo che per decidere di asfaltare una strada di un qualsiasi paese o di un comune non serva un presidente di provincia, neanche un parlamentino, come si era detto prima, quindi un consiglio provinciale. Sono cose che si possono fare tranquillamente, bisogna decidere che tipo di regione si vuole, se si vuole una regione spostata sui comuni o sulla regione. Negli ultimi 10 anni è stato fatto un tentativo che era quello delle unioni territoriali, che doveva porre rimedio, che però non aveva niente a che fare con le province, col Consiglio provinciale, presidente di provincia e quant'altro, ma dovevano essere diciamo il braccio destro della regione. Non hanno funzionato per 1000 motivi che non stiamo a ricordare, perché se no è evidente che poi entriamo in altre dinamiche. Però sulle funzioni, che poi è un po' lo stesso discorso che si faceva prima tra Stato e Regioni, evidentemente, sulle funzioni ci sarebbe da discutere. Ora io sento dire bisogna tornare alle province perché sono state importanti, sono vicine ai cittadini, va bene. Ma noi possiamo fare tutte le riforme che vogliamo, ma se non abbiamo il personale a livello regionale, comunale e a questo punto provinciale, non possiamo ovviamente aspettarci nulla di più, nulla di meno di quello che è un disastro annunciato, perché noi avremo i famosi parlamentini, avremo politici ovviamente pagati, possibilmente trombati da altre elezioni che entreranno nei consigli provinciali. Come te? Sì, no, guardi che, no, forse si sbaglia perché deve studiare. Perché io alle elezioni in cui mi ho partecipato ho sempre vinto. Anche il tuo social profilo, io ho sempre vinto, studiato. non si preoccupi, ho sempre vinto le elezioni in cui ho partecipato e sono sempre stato eletto, a differenza sua. Okay? Io sempre, sì, adesso ho partecipato in maniera diversa, era testimonianza a di differenza libertà. Sua, io ho sempre partecipato e sono stato eletto. Lei è malato, mi creda. Beh, adesso non esageriamo, però, sì. dai, non esageriamo. Bipolare quantomeno. Io? Perché vuole dirmi quale elezione ho partecipato e non ho vinto? Prego, continui. No, se vuole dirmi. Sono commossa. A quale non sono stato innamorata eletto? ormai. A quale non sono stato Sono eletto? innamorata ormai. Ma Ci sono dei precedenti che non sapevo? O è esploso tutto qui? È tutto qui. Ah, e succede così ma oggi. quando non si sa cosa dire si offende. Oggi, E quando non si sa cosa dire ovviamente si cerca di offendere sperando di tirare cose. Io la parola trombato, vede, ha sbagliato completamente. Se la smette con questo linguaggio la smetto anch'io, perché altrimenti occhio per occhio, dente per dente, no? Allora io solo detto si chiama educazione, che in questo paese sta andando al macero, a causa vostra anche. Ha ragione. E quindi persone che non hanno vinto le elezioni da qualche altra parte e vengono messe lì. Il poltronificio. Ed è il famoso poltronificio, perché, come ho detto prima, noi non abbiamo bisogno di 150.000 normative in questo paese, parliamo sempre di sburocratizzazione e se noi accettiamo il fatto che ogni provincia ha una sua norma per fare determinate cose, ogni regione ha una sua norma per fare determinate cose, evidentemente il sistema. Ma sì, ma mettetevi nei panni anche solo di un imprenditore che deve fare una determinata azione e deve decidere se farla in Friuli, in Umbria, in Lombardia. Deve studiarsi 450 norme diverse, perché non solo ci sarà ovviamente la normativa regionale, poi avremo anche le norme o le ordinanze provinciali a decidere determinate cose. Per lei è pazzesco, evidentemente non ha mai fatto l'imprenditrice, se faceva la professoressa universitaria, certe cose le capirebbe. Si sa, sono nata lì, in impresa. Vabbè, allora, mi dà la sua posizione sulle province? Qui abbiamo capito, quindi è un netto no. Io non ho capito niente, ma comunque va bene lo stesso, perché è difficile la fabulazione che usa. Ma comunque, io sono studiare. per le province.
perché abbiamo perso anche le mutande in questa regione. Questa è la verità. A furia di ridurre i livelli di governo ci troviamo in marciapiedi di qualsiasi comune e i marciapiedi che un tempo erano gestiti dalle province, le strade provinciali che la regione non riesce a gestire perché è troppo grande per certe cose, è troppo piccola per certe altre, senza un livello intermedio e senza i servizi che avevamo. E i parlamentini servono, mio caro, alla democrazia, perché la politica costa molto meno di quanto noi paghiamo in armi in questo paese, e voi, è causa vostra soprattutto, avete distrutto i livelli di governo, avete delegittimato il Parlamento italiano, avete tolto posti in Camera e Senato, avete tolto la rappresentanza territoriale e continuate con questa demagogia da 4 soldi e ci ritroviamo con la Presidente del Consiglio che va da Elon Musk e si fa premiare, perché evidentemente è lui il presidente di tutti i presidenti del mondo. Cioè stiamo dimenticando i livelli di governo e la democrazia dal basso e voi continuate a fare battaglie per cancellarla. È una vergogna. Ho finito. Ok. Quindi ce l'ha col movimento in generale, Alessandra? No, ce l'ho con chi sta demagogicamente cancellando la democrazia in questo paese e la rappresentanza dal basso. I consigli comunali sono diventati consigli che non contano più niente. I sindaci sono podestà, i livelli di governo intermedio non ci sono più, si dimezzano i consigli regionali, si dimezzano i consigli provinciali nelle altre parti d'Italia dove ci sono ancora e si è dimezzato il Parlamento. Ditemi voi chi decide, con una legge elettorale fatta dal centro-sinistra in cui si mettono in elenco le persone che devono essere promosse e andare a prendere lo stipendio in Parlamento come voi e a dire sì a un segretario unico e non al paese italiano. Brava. Vergognatevi. Chi ha votato le elezioni dirette del sindaco? Vergogna. Punto. Oh, manco questo risponde. Vergogna. Una domanda, si può invece di dire vergogna, No, vergogna. Devo reinterrompere. Vergogna. come ha votato l'elezione diretta del sindaco? L'anomalia lei? del paese Italia. Sì, guardi, Allora. per fortuna ci siamo noi, perché se fossero tutti come lei saremmo messi benissimo. Ma come ha votato l'elezione diretta del sindaco Quando lei? la fa Mi scusi. finire? Allora, No, alla legge elettorale c'è che ha cambiato il quest'ultima comune. domanda, poi cambiamo argomento di Come ha nuovo. votato l'elezione diretta del sindaco, visto che Siamo a ovviamente scuola, si lamenta Epidelio della che mi democrazia? Ah no, ma se vuole rispondere. Epidelio mi interroga. Vabbè, posso saperlo. Mi metto il grembiulino al fiocco. No, ma invece di dire vergogna a me Blu, che non so rosa, niente. perché se fosse rosa le avrei già Ma prese. visto che io sono l'ignorante, non so niente, eccetera, chi ha cambiato l'elezione diretta del sindaco? Me lo dica. Se lo ricorda? Se lo ricorda? Guardi che era prima del Un'imitazione in 2013. diretta perché non ho niente da dire. Non se lo ricorda. Vabbè, ha problemi di memoria la signora. Ora, Vabbè. lei li avrà. No, se non risponde. Sono Una salutista una io. Invece cosa, basta posso guardare saperla. lei e c'è qualcosa Ma che non una torna. cosa, posso saperla? Una cosa, cioè niente, non sa niente. Stiamo degenerando, non sa ve lo niente, dico. vabbè. Allora, Perfetto. preparatevi. Prossimo argomento, cittadinanza. Qui abbiamo capito le posizioni, ok? Vado un attimo da Stefano Giovanpietro a parlare di alberi, così tiriamo una boccata d'ossigeno e poi parliamo di cittadinanza. Stefano, buongiorno. Sì Giorgia, boccata d'ossigeno con gli alberi ci sta perché ne riforniscono la zona, però è chiaro che qui parliamo di alberi che creano problematiche, non per quanto riguarda l'aspetto naturale o estetico, perché comunque vanno ad arricchire quella che è via Ragogna. Siamo a San Daniele, dove al centro del dibattito ci sono i 54 platani che vanno come diciamo, scandagliare, ecco, ogni tot metri questa lunga via di passaggio, però creano tanti problemi. Questo è un problema decennale, forse più, che dura soprattutto per i residenti della zona, perché tra l'altro sono alberi che purtroppo, anche per un po' di incuria, in quelle classiche situazioni che non si sa chi deve occuparsene, chi meno, poi sono alberi giganteschi, quindi non possono essere tutelati, ecco, e curati dai residenti stessi, hanno delle problematiche proprio di salute. Sono alberi, ci dicono, malati, o almeno quello che abbiamo raccolto dai residenti, che portano insetti, polveri, hanno delle foglie molto coriacee che intasano le grondaglie. È ovvio che portano tante problematiche. Quella più grande è che il fatto che, essendo non così solidi, non così robusti, quando c'è maltempo cadono. Per fortuna degli abitanti della zona e per fortuna di tutti non hanno mai colpito auto in transito, perché qui vedete che è una via dove anche le macchine vanno a una certa
alta velocità. Questo forse anche perché c'è un problema anche di deflusso dell'acqua che spesso tende ad allagare la zona quando piove tanto, però l'ultimo episodio è quello del 12 settembre dove ne sono caduti 2, hanno provocato danni, ovvero non hanno colpito macchine, ma sentiremo poi dalla voce di un residente a questa casa hanno per esempio rotto la trave portante del tetto, quindi cose anche molto pericolose, con una settimana abbondante con cui questo signore è dovuto stare senza energia elettrica. Per fortuna qui tutti hanno i generatori, però è ovvio che sono tutti un po' stanchi e alla fine si dovrebbe essere arrivati a una soluzione. Dovevamo parlare oggi con il sindaco che però è ricoverato in ospedale e gli auguriamo pronta guarigione, ma sentiremo la situazione visto che poi dopo questo incidente del 12 settembre, il 16 è stato firmato il dispositivo per il quale verranno abbattuti 38 alberi. Pensate, all'inizio si parlava di 23, adesso il conto è salito a 38, fa capire che non godono di grande salute questi alberi ed effettivamente devono essere abbattuti. I residenti chiedono che vengano sostituiti con alberi più piccoli, alberi da fiore che possono anche essere curati da loro stessi. Questo poi sarà un passaggio successivo. Per adesso si attende la ratifica di questa decisione che arriverà poi nella sua effettività qualora la soprintendenza di Udine e tutti quelli che sono gli attori coinvolti daranno l'ok intorno alla metà di ottobre. Quindi noi resteremo sulla situazione e sull'evoluzione dei fatti. Se vuoi, Giorgia, rientrando un attimo in studio abbiamo modo di, non so se siete riusciti a pescarlo live, ma abbiamo questo residente della zona che ha avuto danni abbastanza importanti alla sua casa proprio dalla caduta di uno dei platani e quindi lo abbiamo intervistato proprio poco fa. Va bene, se Pietro Piccini in regia può aiutarci con questo contributo, andrei a sentirlo. Ok. Lo riuscite a mandare da lì, Stefano Giovanpietro, comunicazione di servizio? Sì, ok, tra poco allora andremo a sentire, insomma, 38 platani è sempre, che vengono abbattuti è sempre così una notizia che colpisce, poi però ci saranno delle motivazioni sicuramente. Andiamo a sentire, ecco qui, quelle del residente di quella strada. Vediamo se è pronto, possiamo mandare il contributo. A quanto pare 38 tagliati, però lei ha avuto danni. E non da poco anche. Per fortuna che soffiava verso nord, mi è caduto di là, l'albero si è appoggiato sul filo, mi ha rotto la staffa, mi ha rotto la trave principale, in più ha rotto il palo della luce della signora che stava per cadere, ho dovuto andare io a provvedere dall'Enel perché altrimenti mi cadeva sulla casa anche quello. Fatto denuncia, fatto tutto, non ho avuto niente, assolutamente niente, di niente. Niente da nessuno? Niente da nessuno. Ecco, questo qui è mezzo malato, quelli altri sono mezzi malati tutti quanti, c'è stato chi aveva fatto la proposta di eliminare quelli malati e poi eliminare quello di dovere, lo hanno eliminato. Una persona che era veramente che aveva capito cosa. Sono mezzi malati questi platani qui, portano malattie, polvere, insetti, intasano tutte le grondaie delle case e io devo spendere per andare a chiamare qualcuno per andare su a liberarle, se no mi esce l'acqua giù dal muro. Insomma, ogni volta che c'è maltempo vi fate il segno della croce qui. Esatto, poi i fossati sono sempre pieni di foglie, lì aumenta l'acqua, viene fuori dalla strada, tutto documentato, video tutto quanto, qui diventa un lago diventa, tutto il fosso qui è tutto pieno di foglie, non puliscono e d'altronde cosa si fa? Adesso insomma si sperate che li taglino. Spero tanto che venga fatta questa situazione qui perché anche il signore qui, il mio vicino di casa, per fortuna aveva un albero, si sono accorti e l'hanno eliminato. 2 settimane fa è caduto un altro, cioè finché non succede il danno veramente. Si va avanti finché non... Ecco, come sempre, non provvedere prima. Grazie mille. A voi. Va bene, è chiarissimo il problema, no? Lei è triste per gli alberi, lo so, Alessandra. Ah no, ok, la vedevo triste per gli alberi, ma se poi vengono ripiantati, no? Questo è, insomma, l'incolumità delle persone, chiaramente in questo momento è l'urgenza. Va bene, andiamo a parlare di cittadinanza, perché questo è un altro tema caldo di dibattito a livello nazionale e anche regionale. Faccio partire lei, Alessandra, giusto in qualche modo facilitare l'accesso alla cittadinanza italiana? Anche qui è una questione ormai né di destra né di sinistra, ma di buon senso, come per gli alberi. Cioè
con un palo dell'Enel nel cortile di una casa nel giardino, con gli alberi malati e i danni da pagare poi nel momento in cui cadono sulle case, mi pare che non ci siano grandi scelte, no? E grandi dubbi. La stessa cosa per la cittadinanza, siamo un paese a crescita zero, abbiamo settori interi dell'economia che hanno bisogno comunque di manovalanza, abbiamo i giovani laureati che se ne vanno fuori, cioè dobbiamo capire che cosa vogliamo fare. Non c'è ancora un'intelligenza politica reale che metta insieme, perché è inevitabile, centrodestra e centrosinistra, e che li faccia incontrare su un terreno comune. Si tratta dell'Italia e come dell'autonomia di questa regione. Cioè la cosa bella che non ho sentito qui stamattina, poi liberando il campo, è che per l'autonomia, che ci siano stati presidenti di destra, di sinistra, di centro in questa regione, tutti quanti abbiamo fatto e detto le stesse cose, perché per logica bisogna trovare una soluzione intelligente per poter conservare ciò che c'è. Qui si tratta di conservare il paese reale, di conservare le pensioni, di conservare la sanità, di avere chi paga i contributi per la sanità, cioè bisogna trovare una soluzione per la cittadinanza che non sia una bandiera, e mi fermo qui. Sergo? No, assolutamente d'accordo, nel senso che comunque c'è molta ipocrisia anche su determinate cariche dello Stato per quello che sta avvenendo in Italia. Noi abbiamo visto anche le polemiche che ci sono state anche l'anno scorso, si accennava a Vannacci e a quello che porta avanti anche su questo tema. Noi ovviamente da questo punto di vista abbiamo visioni completamente diverse, per cui ben venga tutto quello che può aiutare chi ha diritto, e poi magari stabiliamo ovviamente chi ha diritto e sulla base di cosa e di quali requisiti deve avere la cittadinanza italiana. Noi abbiamo fatto anche a livello parlamentare portato avanti la battaglia per la Ius Scholae, no? Poi lì ovviamente ci possono essere divergenze quando si parla di Ius Scholae, quando si parla di Ius Solis, allora ovviamente dobbiamo metterci a discutere delle differenze. Giusta. È chiaro che farlo a livello parlamentare, partendo da chi non accetta o non vorrebbe neanche vedere un ragazzo di colore nella nostra nazionale, solo perché di colore non rappresenterebbe l'Italia, e chi invece dice che ha totalmente diritto per farlo, soprattutto se è nato anche qui nel nostro paese, parla italiano meglio di chi lo critica, e allora è ovvio che qualcosa bisogna trovare, bisognerebbe trovare una sintesi. Non è facile con determinate forze politiche che hanno ancora visioni ottocentesche, per così dire. Speriamo ovviamente che anche questa spinta popolare, perché il limite delle firme da raccogliere per la presentazione di questa proposta è già stato raggiunto e ha avuto un boom negli ultimi giorni, proprio sono state superate le 500.000 firme solo a livello ministeriale, con i dispositivi ormai elettronici che si possono utilizzare per raccogliere le firme, per cui mi auguro che ovviamente una volta tanto vengano ascoltati anche i cittadini italiani che chiedono questa rivoluzione, diciamo così, che poi dovrebbe essere una cosa abbastanza normale in un paese democratico e civile. Beh, che bello che siete d'accordo su un tema. Allora, prima di lasciarvi andare a... Siamo belve del tutto, quindi... No, è che insomma abbiamo trovato un punto di accordo. Prima di lasciarvi andare volevo chiedervi un po' lo stato di salute dei movimenti che qui rappresentate. Pace, Terra e Dignità l'abbiamo conosciuto alle ultime europee. Il Movimento 5 Stelle sappiamo che ha dei contrasti interni, no? In questa breve storia le bufere anche nel vostro movimento non sono mancate, quindi volevo sapere un po' dal vostro punto di vista a che punto siamo. Vuole partire lei, Alessandra? Ma sì, è molto semplice. Michele Santoro ieri sera era presente in trasmissione da Floris, non ha accennato a quello che sta facendo, perché quando un movimento è in gestazione e ha tutta una serie di procedure molto pratiche da costruire, cioè il passaggio da un'associazione che si occupava di effettivamente informazione ma non politica a un vero e proprio partito o movimento politico, cercando di rendere parallele le due strade, di non creare confusione anche tra chi ha lavorato tantissimo per le europee, perché è stata la prima
discesa in campo non è semplice e richiede soprattutto in questo momento una parte organizzativa delicata, per non dire delicatissima, perché la presenza territoriale è una cosa seria e si costruisce lentamente col tempo. Appena è pronto sarà lui a dirlo ed è giusto così. Noi semplicemente per ora facciamo testimonianza. Ok. Ecco. Sergo, che succede? No, succede come sempre avviene, ovviamente anche dopo alcuni risultati elettorali che sicuramente non ci hanno soddisfatto, abbiamo deciso di avviare quello che è un percorso costituente, così come viene definito, cioè anche noi avremo un'assemblea costituente dove faremo dei ragionamenti, c'è stato un'alta partecipazione a quella che è stata la decisione di chiedere agli stessi iscritti quali temi il Movimento 5 Stelle dovrebbe affrontare, non solo di carattere politico e quindi verso dove andare, quale Italia vogliamo avere, che quella bene o male l'abbiamo sempre avuta come idea anche nei nostri programmi quando ci presentiamo alle varie elezioni, ma più che altro ci dobbiamo interrogare se ci sono delle cose anche da fare al nostro interno e delle modifiche rispetto a quelle che sono state le regole che ci hanno portato poi fino a qui, regole che secondo qualcuno sono penalizzanti nel momento in cui noi decidiamo di imporle solo a noi stessi e non ovviamente riusciamo a farle diventare leggi nazionali. Quindi avremo a ottobre questo ulteriore passaggio, abbiamo finito la prima fase con la raccolta delle proposte, a ottobre avremo l'Assemblea Costituente e lì vedremo effettivamente che movimento uscirà da quel percorso. I contrasti interni a questo punto sono meramente burocratici, contrasti, visioni differenti tra quello che è il nostro garante e quello che è il nostro presidente, ma insomma sicuramente noi auspichiamo che si possa trovare una sintesi di tutto e che come sempre il buon senso prevalga, come abbiamo sempre fatto prevalere in questi anni, e mi ha fatto piacere sentire anche il dottor Santoro ieri fare l'elogio del superbonus, senza il quale questa economia italiana sarebbe al disastro. Dottor Santoro, la dottoressa Guerra, eccoci qua. Un po' di ironia. Non guasta, assolutamente. Non è dottore? Non lo so, spero che sia che lo dottore. è laureato in filosofia. No, non per sapevo, fortuna. no, non volevo perché sì. Un po' antropologo, un po' filosofo, un grandissimo giornalista e in futuro anche politico. Allora, guardate, vedete, gli alberi vi hanno riportato alla calma. Abbiamo trovato la cittadinanza su cui andate d'accordo, abbiamo trovato i super bonus su cui andate tutti d'accordo e quindi chiudiamo in serenità questo confronto. I nemici dovrebbero Brava essere dottoressa altri. Giorgia, è stata bravissima. Sono dottoressa anch'io. Diciamo che i nemici dovrebbero essere altri, basterebbe capirlo, insomma, quindi... Brava, veramente. No, vabbè, grazie a voi anche per aver accettato il livello della sfida. Grazie Cristian Sergo, grazie Alessandra Guerra. Piccolo break, torniamo tra pochissimo.